l'ULSS 2 ha ingaggiato investigatori privati per verificare la condotta di alcuni dipendenti sospettati di timbrare il cartellino per poi fare tutt'altro che lavorare. L'ex DG conferma: abbiamo tutelato pazienti e lavoratori onesti. Nel 2026 il caro carburante rischia di far aumentare i costi per le famiglie e le imprese del Veneto di 106 milioni di euro al mese, pari ad 1 miliardo e 270 milioni nell'intero anno. È ancora ricoverato in gravissime condizioni a Treviso il 65enne di Pasiano, ferito nello schianto di un ultraleggero contro una quercia avvenuto ieri sera. I temporali della notte provocano una frana di circa 50 metri cubi sulla strada al passo di Caserarazzo tra Forni di Sopra e Vigo di Cadore, bloccato il transito tra Carnia e Cadore. Entrano nel giardino di una casa per rubare ma vengono scoperti dai proprietari e per guadagnarsi la fuga arrivano a tentare di investire. Uno dei due è successo a Sovramonte. Lutto cittadino a Gorgola Monticano e oltre 1000 persone per i funerali del sindaco Firmino Vettori, scomparso martedì a 66 anni. In chiesa anche tanti sindaci. A 70 anni dalla tragedia, delegazione anche dal Veneto a Marcinelle per ricordare 262 minatori morti nella strage, tra loro 5 veneti partiti dalle province di Treviso, Belluno e Verona. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Investigatori privati incaricati dall'ULSS 2 di verificare la condotta di alcuni dipendenti sospettati di timbrare il cartellino e poi di fare tutt'altro. L'ex direttore generale Benazzi conferma: necessario individuare le mere marce per tutelare i lavoratori onesti. Noi non come direzione non abbiamo spiato i dipendenti, continuo a dirlo, perché crediamo che i dipendenti siano la vera forza di una sanità. È andata a salvaguardia di coloro che lavorano, per evitare che, come dico sempre, da un cesto pieno di mele una mela marcia possa rovinare il cesto. Timbravano per marcare la loro presenza in ospedale o in ambulatorio, ma nel tempo in cui avrebbero dovuto prestare servizio per l'ULSS 2 o lavoravano privatamente o si occupavano di faccende personali. E questa è la fattispecie di violazioni che la direzione dell'azienda sanitaria trevigiana ha voluto accertare affidandosi tra gennaio e dicembre 2025 a un'agenzia investigativa privata di Padova per far seguire una mezza dozzina di dipendenti e verificare la correttezza dei loro comportamenti. L'allora direttore generale Francesco Benazzi conferma: a fronte di ripetute segnalazioni, dice, si è deciso di procedere. Tenendo conto che noi abbiamo l'obbligo come direzione vigilando, abbiamo pensato di appunto dare la possibilità a questa agenzia di seguire queste persone che erano diciamo chiamate così, indicate da una serie di segnalazioni e quindi mirate, quindi segnalazioni mirate, che era nostro obbligo farlo, e naturalmente da questo sono state individuate pochissime persone che ovviamente avevano, come si suol dire, fatto delle cose che non erano corrette dal punto di vista lavorativo. Quindi su questo noi abbiamo fatto il nostro dovere e contemporaneamente, ribadisco, non era un'attenzione fatta a tutto il personale, assolutamente no, ma solo su questioni mirate. 130.000 euro messi a bilancio per l'affidamento dell'incarico. Il 90% delle verifiche ha poi confermato in tempi celeri comportamenti scorretti, da qui i relativi procedimenti disciplinari. Se fossero emerse notizie legate a questo o quel furbetto del cartellino, continua Benazzi, avrebbero intaccato la credibilità di un intero gruppo che aggiunge quotidianamente dà il cuore per la sanità. Se i soldi spesi sono denari pubblici, altrettanto lo sono quelli per pagare gli stipendi dei lavoratori, sottolinea l'ex DG. Va da sé che in ULSS 2 l'attenzione ai disonesti è sempre più elevata. Ad aumentarla ha contribuito la grave vicenda del furto di farmaci ospedalieri scoperto in primavera dai carabinieri del NAS. Come direzione non abbiamo voluto sicuramente ledere i diritti dei lavoratori, ma anzi tutelare i diritti dei lavoratori che quotidianamente, lo ribadisco, lavorano in modo continuo per la salute pubblica e per la nostra gente. Credo che sia fondamentale, perché tutti noi siamo pagati dalle tasse dei cittadini, quindi abbiamo l'obbligo di una rendicontazione ai cittadini. Quindi io credo che sia corretto quindi dire che effettivamente noi rispondiamo, oltre ovviamente alla ragione, ma anche alla gente che quotidianamente ha bisogno dei nostri servizi.
La CGIL a questo proposito annuncia una richiesta urgente di chiarimenti all'azienda sanitaria, soprattutto in merito all'utilizzo dei dati personali dei lavoratori. Quanto successo in ULSS 2 ha dell'inverosimile: 130.000 euro pubblici, 12 mesi di indagini private in un'azienda di 10.000 persone, dove mancano infermieri e tanti altri professionisti, dove i turni si coprono a fatica, dove in corsia si viene aggrediti, e senza dirlo a nessuno, né ai sindacati né ai lavoratori, scopriamo questa notizia dalla stampa. L'impiego di un'agenzia investigativa privata da una parte, la rivelazione alla medesima agenzia di dati personali sensibili dei lavoratori dall'altra. Non è tanto la caccia al furbetto a scatenare la reazione dei sindacati di fronte ai controlli scattati in ULSS 2 nei confronti di alcuni dipendenti sospettati di infedeltà, quanto aver autorizzato il trattamento di dati generalmente coperti da privacy. Sia chiaro, come FPCGIL noi i furbi non li abbiamo mai difesi. Chi ruba tempo e denaro pubblico ruba ai propri colleghi, ma nell'atto firmato dalla direzione c'è scritto che un'agenzia privata poteva raccogliere, conservare e trasmettere le opinioni politiche dei dipendenti, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, i dati sulla salute e l'orientamento sessuale. Diciamo, ma cosa c'entra tutto questo con l'assenteismo? Assolutamente niente. Non diciamo che questo sia realmente accaduto, non lo sappiamo, nessuno ce l'ha detto. Diciamo che però per qualcuno è stato ritenuto normale mettere per iscritto tutto questo e consegnarlo a un privato. Ed è su questo che il sindacato vuole andare a fondo, annunciando la richiesta urgente di chiarimenti all'azienda sanitaria. Qui non è questione né di regolamenti, è questione innanzitutto di rispetto. Chi cura le persone ha diritto di essere trattato come una persona. Sarà nostra cura inviare urgentemente una richiesta di chiarimenti alla direzione dell'ULSS 2. Presidio e incontro in prefettura martedì prossimo a Padova per cercare di sciogliere un nodo che mette a rischio l'assistenza domiciliare di circa 600 anziani. La mobilitazione indetta dalla CISL riguarda 35 lavoratrici della cooperativa Coop Servizi FVG, società con sede a Udine, e circa 400 dipendenti tra Friuli, Piemonte e Veneto, dove sono un centinaio. La società è destinataria del servizio di assistenza domiciliare, ma il contratto è stato rescisso dal Comune di Padova poche settimane fa, dopo che le lavoratrici tramite la CISL avevano denunciato di avere trovato decurtazioni da 400 a 1000 euro in busta paga. L'ultimo giorno di lavoro di Coop Servizi a Padova quindi sarà il 31 agosto, dal 1 settembre si aprirà l'incognita di chi assisterà gli anziani padovani. Nel 2026 il caro carburanti rischia di far aumentare i costi per le famiglie e le imprese del Veneto di 106 milioni di euro al mese, pari a 1 miliardo e 270 milioni nell'intero anno. L'analisi della CGA di Mestre. 2 euro al litro per la benzina, 2,10 euro per il gasolio in modalità self-service. I prezzi medi dei carburanti nell'ultima settimana continuano a crescere e l'aumento è destinato a pesare e parecchio sulle tasche dei veneti. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, a parità di consumi rispetto al 2025, nel 2026 il caro carburanti rischia di far aumentare i costi di 106 milioni di euro al mese, pari a 1 miliardo e 270 milioni nell'intero anno, nel solo Veneto. Una vera e propria mazzata per i bilanci delle famiglie e delle imprese. Le azioni intraprese dal governo, secondo CGA, non sono in grado di compensare, visto che i rincari alla pompa sono di gran lunga superiori agli sconti sulle accise. Nello specifico, dei 2 miliardi e 350 milioni di tagli alle accise introdotti finora per il 2026, il Veneto ne ha beneficiato per circa 210 milioni di euro. La richiesta del governo alla Commissione europea di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è sicuramente condivisibile, continua la CGA, che però pone un interrogativo. Siamo sicuri che prima di ricorrere a nuovo debito sia davvero stato fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro.
Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze. È ancora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso il 65enne di Pasiano, rimasto ferito nello schianto di un ultraleggero avvenuto ieri sera nel Pordenonese. Sentiamo. Resta in condizioni gravissime Sergio Campaner, 65enne di Pasiano, ricoverato all'ospedale di Treviso dopo lo schianto dell'ultraleggero. L'incidente si è verificato a riva rotta di Pasiano di Pordenone, nei pressi del ristorante Villa Lupis, dove intorno alle 20:15 il velivolo, impegnato nella fase di atterraggio al campo di volo di Traffe, è finito contro una quercia. A bordo c'erano 2 uomini, entrambi appassionati di volo, che stavano effettuando un'escursione panoramica. Alla guida Gabriele Moranese, 72enne, residente di Pasiano, rimasto ferito solo lievemente, già dimesso dall'ospedale di Pordenone. Dopo lo schianto è riuscito a mettersi in salvo calandosi con una corda e ha dato lui stesso l'allarme. Molto più gravi invece le condizioni del passeggero Sergio Campaner, sbalzato fuori dall'ultraleggero e precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Il 65enne ha perso conoscenze ed è stato rianimato sul posto dai sanitari. Successivamente è stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Treviso con l'elicottero del SUEM arrivato da fuori regione, perché quello del Friuli Venezia Giulia era impegnato in un altro intervento. L'impatto è stato violentissimo, ma fortunatamente il velivolo non ha preso fuoco, nonostante la consistente perdita di carburante. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un possibile errore umano. Il pilota potrebbe infatti non aver visto la quercia. Non si esclude inoltre che nei suoi confronti possa essere aperto un fascicolo per disastro colposo. Raggiunto telefonicamente, ha riferito che a volte si può sbagliare. L'area dello schianto comunque è stata posta sotto sequestro, così come l'ultraleggero, su disposizione della Procura di Pordenone. E frana nella notte tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, una colata detritica ha provocato la chiusura della strada provinciale 33 di Sauris nel tratto che collega il Friuli Venezia Giulia al Veneto tra Casera Razzo e Vigo di Cadore. Intorno all'1:30 circa 50 metri cubi di materiale hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la rimozione dei detriti ed il ripristino della viabilità sono stati affidati a Veneto Strade. La strada resta al momento chiusa in attesa delle verifiche sul versante. Per raggiungere il Veneto dalla Carnia o il Friuli dal Cadore si passa solo dalla Mauria lungo la statale 52, Forcella Lavardette per Prato Carnico o Passo di Sant'Antonio dal Comelico verso Sappada. E un'altra frana si è verificata sul Monte Pelmo. Il Caregon del Padre Eterno sta mandando segnali di sofferenza, probabilmente anche a causa delle elevate temperature di queste settimane che hanno portato lo zero termico a stazionare sopra i 4.000 metri di quota. Dallo scorso 23 luglio si susseguono distacchi di roccia, frane che fortunatamente fino ad ora non hanno coinvolto persone. L'ultima frana è stata immortalata praticamente in diretta poche ore fa dal rifugio Città di Fiume in comune di Borca di Cadore ed è impressionante. State vedendo appunto le immagini. Subito sono partite le ricognizioni che hanno dato esito negativo. Il soccorso alpino continua a raccomandare agli escursionisti la massima prudenza, evitando di camminare sui ghiaioni e i passaggi sotto la parete. Sabato da bollino nero, quello di oggi per le partenze, per le vacanze della settimana di Ferragosto lungo tutta la rete autostradale, con traffico intenso soprattutto verso le località balneari, ma la task force messa in piedi da Autostrade Alto Adriatico ha funzionato. Probabilmente ci sono state qualche partenza ritardata, ma il bollino nero è confermato. Anche ieri c'è stato molto traffico, abbiamo superato i 200.000 transiti. Davide Sartelli, direttore operation di Autostrade Alto Adriatico, lo sottolinea: doveva essere un sabato da bollino nero ed un sabato da bollino nero è stato. Anche se va detto, la task force messa in atto dalla concessionaria ha dimostrato di essere in grado di gestire alla grande i maggiori flussi. Sì, in queste giornate
bisogna essere pronti, non c'è nulla di improvvisato, ci sono circa 300 persone a lavorare nei mestieri diversi, quindi dobbiamo governare una situazione prevista di bollino nero. Ad esempio la safety car, grazie alla quale stamani verso le 12 il casello dell'Isert era deserto. Che è partita una safety car dal nodo di Palmanova, lo ha rallentato, in questo momento c'è un'uscita obbligatoria a Villesse che porta per Gorizia, rimarrà circa 20 minuti per poi riaprire quando questo casello sarà svuotato. Tutto questo permette a chi viaggia di avere meno tempi di attesa. Il nodo dell'Isert in questi giorni è poi particolarmente congestionato stante la chiusura dell'A4 slovena e questo è un problema che si aggiunge a quelli, come dire, stagionali. Il casello di Lisert in questo frangente è dal 6 di luglio a circa il 30% di traffico in più, che è quello che non può andare per l'H4, soprattutto dei mezzi pesanti ma anche nei mezzi leggeri in queste giornate. Sartelli tra l'altro guarda già alla situazione che potrebbe crearsi domani. Gli effetti sui caselli che portano al mare ci saranno, sicuramente ci saranno dei piazzali pieni, il traffico sarà intenso, sicuramente inferiore però a quello di oggi. Code dunque verso il mare, ma traffico in tilt oggi anche verso la montagna con lunghe code, in particolare verso Agordino, Ampezzo e Cadore. Traffico fermo sulla A27 fino al primo pomeriggio. L'assalto ufficiale alla montagna è iniziato nel giorno da bollino nero per strade e autostrade. Chi ha percorso la A27 per arrivare nel Bellunese se ne è accorto ben prima del casello, dove sono iniziati i rallentamenti sin dalle prime ore della mattinata. Il lungo serpentone d'auto si è poi tuffato indistintamente sulla 51 di Alemagna, sia a Cadola che a Pian di Vedoia, congestionando totalmente il traffico rimasto bloccato fino all'ora di pranzo. Lunghe code anche sulla 203 a Gordina verso Alleghe, Falcade e la Marmolada. Scene che si ripetono normalmente durante i weekend, ma che in coincidenza con l'avvio delle vacanze estive hanno proposto immagini clamorose. Il caldo spinge il turista in montagna perché nonostante l'estate 2026 abbia portato i termometri ogni oltre record pure tra le Dolomiti, la sera le temperature sono godibilissime. Climaticamente abbiamo avuto una bellissima estate anche in montagna, belle giornate, calde, qualche temporale ogni tanto tardo pomeriggio sera, per fortuna. E anche giugno e luglio sono stati 2 mesi di ottima affluenza, sia italiana che estera. L'effetto Olimpiade prevedibile e previsto c'è stato, specialmente sul mercato americano, conferma De Cassanna, che sull'overtourism esprime considerazioni condivisibili. Abbiamo zone delle Dolomiti che sono iperpromosse, iperpubblicizzate, vedi le Tre Cime, vedi il Lago di Sorabis. Poi abbiamo per contro altre zone sconosciute e dintorni dove non c'è nessuno. E allora è una questione di promozione. Secondo Walter De Cassanna bisognerebbe cominciare a proporre l'intero territorio bellunese, come fanno i colossi dell'Alto Adige e del Trentino, che si guardano bene dal presentare una vallata rispetto a un'altra. Poi il tema della chiusura dei passi. Intanto facciamo delle infrastrutture per arrivare ai passi senza mezzi privati, potenziamo i mezzi pubblici, potenziamo le piste ciclabili, potenziamo i parcheggi scambiatori a valle e poi portiamo il turista sui passi o nelle zone più frequentate. È giusto promuovere le Dolomiti, quelle bellunesi, quelle altoatesine, quelle trentine, tutte, e quelle friulane, però dobbiamo promuoverle nella maniera più corretta possibile. Restiamo nel Bellunese con la cronaca. Entrano nel giardino di una seconda casa e rubano 60 euro dall'auto lasciata aperta, ma vengono scoperti dai proprietari e per guadagnarsi la fuga arrivano a tentare di investire uno dei due. È successo a Sovramonte. Prima il furto, poi la fuga a tutta velocità e quei pochi minuti che trasformano un colpo in una contestazione ben più grave. È accaduto a Sovramonte, dove un uomo di 49 anni e una donna di 43 di origine Sinti, residenti in un comune del Feltrino, entrambi con precedenti specifici, sono entrati nel giardino di una villetta utilizzata come seconda casa. Nel mirino una monovolume lasciata aperta, in un vano porta oggetti, 60 euro in contanti che i due riescono a prendere, mentre proprio in quegli
istanti arrivano i proprietari che si accorgono della presenza degli estranei e lanciano l'allarme. I ladri riescono a scappare verso la loro auto e mentre cercano di allontanarsi, secondo quanto ricostruito, tentano anche di investire il marito della proprietaria. L'uomo riesce miracolosamente a evitare l'impatto e rimane illeso. Ai carabinieri la segnalazione arriva tempestivamente, la risposta è altrettanto rapida. Sulle tracce dei fuggitivi partono le pattuglie del radiomobile di Feltre, insieme ai carabinieri delle stazioni di Lamon e Arsier, che alle porte di Feltre intercettano e bloccano la coppia di malviventi. Arrestati in flagranza, i due sono stati inizialmente sottoposti ai domiciliari e dopo la convalida davanti al GIP di Belluno, che ha ritenuto configurabile l'ipotesi di rapina impropria contestata dalla Procura, per entrambi è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Ed ancora furti, i ladri hanno approfittato delle finestre lasciate aperte per il gran caldo per entrare. È successo a Cadoneghe, sentiamo il racconto della vittima. Le notti tropicali che questa torrida estate ci sta dando costringono in molti a dormire con le finestre aperte. Il signor Stefano Fantin, residente a Cadoneghe, nel Padovano, ha lasciato la porta d'ingresso aperta per permettere un po' di circolo d'aria e i ladri ne hanno approfittato. Mi sono addormentato su una stanza qui a fianco. Ho dormito fino a mezzanotte e mezza e poi ho detto mi alzo, vado in bagno e apro un po' che passa l'aria. Sono andato su in camera e in camera ho trovato un po' di confusione, hanno messo le mani un po' su qualche cassetto e hanno aperto un portagioie dove c'era l'unica cosa che c'era la fede nuziale e quella hanno portato via. Ladri senza scrupoli che però sono scappati velocemente. Probabilmente li ho interrotti nel loro tra virgolette lavoro e sono andati via, sono scesi, hanno preso questo marsupio qua, l'hanno vuotato qua fuori e sono andati via e non hanno fatto nient'altro. A far compagnia al signor Stefano c'è il fedele cane Aaron, un Rottweiler di più di 50 kg. Non quella sera però, perché il figlio l'aveva portato da lui. Quella sera probabilmente mi hanno tenuto controllato, hanno visto che non c'era e sono venuti per quello, perché sicuramente se lo vedi con la bocca aperta non ci vai tanto vicino. Dormirà con le finestre chiuse? O... No. Adesso ho il cane, perché quella sera non avevo il cane perché ho un Rottweiler. Era andato mio figlio è venuto a prendere, ho detto qualche sera se lo porta a casa, che sta in compagnia anche con loro perché è stato tanti anni assieme, e adesso ho detto no, finché è caldo te lo tieni qua, che allora lui dorme davanti alla porta, allora prima di entrare ci pensano due volte. Anche se il signor Stefano cerca di affrontare con positività la situazione, resta l'amarezza di essere stato vittima dei predoni. Quando entrano in casa tua ci stai sempre male, quando arrivano persone non invitate è ovvio che non è per niente piacevole. Ed ora parliamo della crisi delle acciaierie Valbruna. A Bolzano è stato finalmente raggiunto l'accordo tra la provincia autonoma e i vertici aziendali vicentini. Soddisfatti lavoratori e sindacati che ora chiedono garanzie. Le acciaierie Valbruna potranno continuare ad usare le aree di Bolzano per produrre acciai speciali per i prossimi 30 anni, prorogabili per altri 30. E questo in sintesi l'accordo siglato tra i rappresentanti aziendali e i vertici della provincia autonoma, che mette fine a quasi un anno di bagarre che metteva a rischio la continuità produttiva della storica azienda vicentina, non solo a Bolzano. Un sospiro di sollievo per i 3.000 lavoratori complessivamente impiegati e i sindacati. Siamo abbastanza soddisfatti perché pur passando tanto tempo e in questo tempo ci sono state
delle anche uscite di lavoratori dal sito di Bolzano perché non si sentivano sicuro, si è raggiunto un accordo. Ecco, è un accordo che ha avuto una svolta, a nostro parere, sulle 2 manifestazioni di Bolzano con i lavoratori. 2 scioperi e manifestazioni che hanno dato là un cambio anche della politica bolzanina. L'accordo sarà formalmente ratificato a Bolzano il 3 settembre prossimo, dopo l'approvazione in giunta provinciale il 28 agosto. Un risultato a cui plaude in toto il mondo economico e politico nazionale e locale, a partire dal ministro Urso, che aveva definito l'area di importanza strategica e la possibilità di esercitare la Golden Share, passando all'appoggio ai lavoratori e all'azienda dalla Regione Veneto fino al Consiglio Comunale di Vicenza, che aveva firmato bipartisan un documento di sostegno unitario. Noi abbiamo un appuntamento il 1° settembre al pomeriggio alle ore 16 al Ministero del Made in Italy. Lì discuteremo col Ministro, la provincia e l'azienda l'impegno di Valbruna di proseguire gli investimenti nel sito vicentino, nel sito di Bolzano, e l'impegno a mantenere e a far crescere l'occupazione nei 2 siti produttivi. Questa è, se riusciamo a trovare un accordo, la chiusura completa di una vertenza importante di questo territorio, del territorio bolzanino. Ed ora l'ultimo saluto a Firmino Vettori, il sindaco di Gorgo al Monticano. Amici, associazioni, politici ed amministratori si sono stretti questa mattina alla famiglia. Riusciva a saldare il ferro. E non era il ferro, era la persona, a saldare le persone per creare quell'unità, quell'armonia anche nei momenti di difficoltà, quando, vorrei dire, le assi non sempre combaciano tra di loro. La vera forza è andarsene. È con la voce rotta dalla commozione che padre Don Angelo Arman non riesce a concludere la frase per l'ultimo saluto a Firmino Vettori. Parole che si fermano, quasi non riuscissero a trovare la strada per raccontare un uomo, un amministratore, un amico. Don Angelo prova a ricordarlo, ma l'emozione prende il sopravvento. La frase resta sospesa. Sarà un altro sacerdote a raccogliere quelle parole e a concludere il ricordo. La vera forza è andarsene in silenzio e lasciare che siano i tuoi risultati a fare un rumore assordante. Nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano non c'è più posto. A Gorgo è lutto cittadino, oltre 1000 persone per l'ultimo saluto a Firmino Vettori, morto improvvisamente a 66 anni martedì scorso a Milano, dove si trovava in convalescenza dopo un intervento chirurgico. Il feretro, accompagnato dai volontari della Proloco e dagli alpini, entra in una chiesa gremita. Ci sono i suoi concittadini, quelli che lo hanno scelto come sindaco e quelli che lo hanno conosciuto negli anni della sua lunga esperienza amministrativa. Ci sono le fasce tricolori dei sindaci della Marca, le autorità, i rappresentanti della politica veneta, tutti qui per salutare un uomo che ha legato gran parte della sua vita a Gorgo al Monticano. In prima fila la famiglia, poco più in là anche i Pellicciardi, ai quali Vettori era rimasto vicino dopo la tragedia che aveva sconvolto il paese e il Veneto, il massacro dei coniugi Guido e Lucia, i genitori di Daniele Pellicciardi, sconvolto e commosso. A rendergli omaggio anche Monsignor Gianluigi Papa, che prima di parlare alla comunità ha letto la lettera di vicinanza del vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio, alla moglie Raffaella, ai figli Mauro, Matteo e Susan e ai nipoti. Poi, durante l'omelia, il messaggio di cordoglio che si unisce a quello di un'intera comunità chiamata oggi a salutare il suo sindaco. La malattia che ormai da più di 2 anni lo metteva alla prova non è stata capace di imprigionare il suo cuore buono, il tratto umano schietto, ma insieme delicato ed equilibrato, gli ha permesso di essere vicino e di accompagnare le persone anche nelle situazioni più drammatiche. Fuori dalla chiesa, il vice sindaco Marco Fadel, ora chiamato a guidare il comune, ha rivolto l'ultimo omaggio. Caro Firmino, grazie per i tuoi esempi, per la serietà e l'equilibrio con cui hai affrontato ogni responsabilità. Grazie
per la tua integrità morale, per la tua umanità e per la determinazione che non ti ha mai abbandonato. La nostra comunità oggi ti saluta con grande dolore, infinita riconoscenza e sincero affetto. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, un incendio nella miniera uccise 262 minatori, 136 dei quali italiani, tra loro 5 veneti partiti dalle province di Belluno, Treviso e Verona. Oggi, nel 70° anniversario, il ricordo è tornato lì dove morirono padri, figli, mariti. 70 anni e non è una storia chiusa. A Marcinelle, nella miniera del Bois du Casier, risuonano i nomi dei 262 uomini morti l'8 agosto del 1956. 136 erano italiani e tra loro 5 veneti: Dino Dalla Vecchia di Sedico, i trevigiani Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerrino Casanova di Montebelluna e Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Erano partiti da un Veneto povero, ancora segnato dalla guerra, cercavano lavoro, dignità, un futuro per le loro famiglie. In Belgio trovarono la miniera oltre 1000 metri sottoterra in condizioni durissime. Poi quella mattina l'incendio, un carrello, un errore nelle manovre, le fiamme che si propagano nel pozzo numero 8, il fumo e l'ossido di carbonio invadono le gallerie. Per giorni si spera nel miracolo, ma dopo oltre 2 settimane arriva la sentenza più drammatica: nessun altro sopravvissuto. Noi ricordiamo Dino Dalla Vecchia, l'unico bellunese anche a Belluno, con il consueto appuntamento che teniamo da tanti anni presso la sede di Belluno dell'ABM, quest'anno in via eccezionale presso il comune di Sedico. Marcinelle cambia la storia dell'immigrazione italiana, l'Italia sospende l'invio di minatori in Belgio e l'anno successivo nasce l'organo permanente europeo per la sicurezza nelle miniere. Ma il conto della miniera per il Veneto non finisce quel giorno, perché c'è un'altra strage, lenta e silenziosa, quella della silicosi. Migliaia di minatori bellunesi, secondo le ricostruzioni storiche, pagheranno negli anni con la vita il prezzo del lavoro sottoterra. Noi ricordiamo Marcinelle perché ci sono stati 260 morti tutti in un colpo, ma dimentichiamo che in miniera sono morte molte più persone in altri incidenti, ma soprattutto in conseguenza del lavoro in miniera per la silicosi. Se pensiamo che a Marcinelle sono morte 260 persone e solo per la silicosi in provincia di Belluno sono morte nel dopoguerra 10.000 persone, abbiamo a che fare con un vaillant che si ripeteva ogni 10 anni. Una memoria che oggi torna a parlare anche al presente, perché 70 anni dopo, sulla sicurezza sul lavoro, la lezione di Marcinelle non può essere archiviata. Gli italiani hanno cercato qui speranza di vita, hanno trovato la morte, ma hanno dato anche il via con questa vicenda di Marcinelle a una stagione di diritti sociali in Europa, il progresso più sostenibile e soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ancora oggi è un grande dramma che stiamo cercando di combattere, ma che non ha ancora trovato una sua via di soluzione. Il monito è ancora attuale: il lavoro non può essere il prezzo da pagare per la sopravvivenza e la sicurezza non può essere una variabile secondaria. Spesso a pagare sono le fasce più deboli, i lavoratori migranti. Ieri erano italiani e oggi lo vediamo per chi lavora per portare cibo sulle nostre tavole, per prendersi cura dei nostri cari, per sostenere la nostra società, e questo non è più accettabile. A Marcinelle anche il Veneto delle istituzioni, dell'emigrazione, del sindacato. A 70 anni di distanza quella tragedia è diventata parte della nostra identità, non per guardare soltanto al passato, ma per ricordare attraverso quei 262 nomi che ogni morte sul lavoro è una sconfitta che non può diventare normalità. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla l'appuntamento con il nostro meteo. Arrivederci.